Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati. Dopo una settimana si ripropone l'appuntamento con Sport Life, la nostra trasmissione di presentazione degli eventi del fine settimana. Andiamo a cercare sempre personaggi nuovi, andiamo a cercare sempre discipline nuove che si disputino e si sviluppino ovviamente in Friuli Venezia Giulia. Questa settimana parliamo di pallamano femminile, perché si spalanca l'inquadratura e abbiamo ospiti qui nei nostri studi di FVG Sport Channel le ragazze della CUS Udine di pallamano. Benvenute a Irene Baldan e Lara Bassi. Grazie. Ciao ragazze, allora mi fa sempre piacere poter parlare anche di discipline che magari non se ne parla spesso sui giornali, sui media, sui mezzi di informazione, però voglio dire, anche la pallamano ha una sua dignità e una sua importanza e soprattutto è uno sport che voi me lo insegnate, merita di essere seguito, vero? Certo, assolutamente. Anche perché faccio subito la domanda, partiamo da qui, perché avete scelto proprio la pallamano? Parto da Irene perché poi Lara so che tu hai cambiato sport un po' di tempo fa. Irene. Sì. Poi ho iniziato a giocare a pallamano ancora finite le medie, per cui anni fa. E la pallamano è uno sport molto completo sia da un punto di vista fisico, richiede molto contatto, impegno e costanza e comunque è uno sport molto divertente, insomma, completo. Certamente poi ha la sua importanza anche il gruppo del CUS, ne parleremo, vi farò anche delle domande ben precise su questo argomento. Lara, tu so che giocavi a basket e poi hai lasciato il basket per scegliere la pallamano. Esatto, sì. Io ho giocato per 13 anni nella Libertas Cusignacco e poi 3 anni fa insomma ho deciso di cambiare un po' perché la squadra si era un po' sfaldata, un po' comunque perché sono stata tirata dentro anche da amicizie. Però è vero quello che ha detto Irene, che è uno sport molto completo e in cui ci si deve mettere davvero tanta grinta. Tu ci puoi anche dare una informazione precisa al riguardo, ci sono tanti punti di contatto da un punto di vista tecnico e atletico, sì, no? Tra i due sport. Sì, è molto più di contatto, è molto più fisico rispetto al basket, sicuramente, infatti mi sono trovata un po' in difficoltà all'inizio. Però insomma, alla fine 3 anni che giochi, hai detto? Sì. Alla fine ti sei fatta anche un'esperienza importante. CUS Udine gioca nel campionato nell'area territoriale del Friuli Venezia Giulia Evento, campionato di Serie B. Siete imbattute in testa alla classifica? Sì, ancora sì. Ve l'aspettavate o è un risultato a sorpresa? Ma non che sia del tutto a sorpresa, nel senso che era tutto in discussione quest'anno, siccome sia i giocatori, comunque c'è una nuova compagine, sia anche l'allenatore è nuovo, un allenatore giovane è arrivato quest'anno e quindi era tutto un po' in discussione. Rispetto all'anno scorso cosa è cambiato, Lara? Qualche giocatrice in più, in meno, sì. Allenatore nuovo anche abbiamo detto. Allenatore nuovo insomma e anche perché ha le prime armi. Qui ne sapete più voi di lui o cos'è? No, anche lui viene comunque dal mondo della pallamano. Okay, esatto, sì, ha giocato per anni. Penso sì. E poi sì, c'è una nuova, ne sono andate via altre, insomma abbiamo un po' cambiato. Chi è assiduo frequentatore e telespettatore di FVG Sport Channel sa che le ragazze sono già passate in studio qui l'anno scorso, mi sembra, forse più o meno, non in questo periodo, un po' più avanti, per festeggiare la fine del campionato. So che è stata una trasmissione in diretta, tra l'altro ci siamo divertiti parecchio. Quest'anno le caratteristiche del gruppo dell'Atomat quali sono? Quelle principali, secondo voi? Dal punto di vista dei giocatori? Dal punto di vista, no, ma anche del gruppo proprio inteso come divertimento piuttosto che ambiente dal punto di vista psicologico. Quest'anno come ambiente direi che ci sono delle ottime basi, nel senso che le ragazze più giovani ormai sono integrate nel gruppo, quindi principalmente siamo tutte parti della prima squadra, non ci sono più quel bisogno magari che c'era l'anno scorso ancora di creare i legami che erano un po' più fragili e quindi... Anche perché le piccole erano arrivate giusto l'anno scorso. È stato un anno un po' di transito, invece quest'anno... La più piccola è del 98, per esempio, quindi insomma... A me fa un po' specie sentire parlare voi due di ragazzine e bambine più piccole, perché non penso che voi abbiate tanti più mesi rispetto alle vostre compagne più giovani di vita, o no? Così. Beh, Lara no. No, io no. Lara, domanda per te. CUS Udine, non avete lo sponsor quest'anno, per cui avevate uno sponsor l'anno scorso, quest'anno non c'è più. Esatto. Quanta fatica fate, o meglio, percepite il fatto che effettivamente si parla poco della pallamano femminile? Vi dà fastidio o non vi dà fastidio? Beh sì, insomma è difficile, insomma ci stiamo impegnando tutte a cercare sponsor,
a chiedere. Quindi avete una responsabilità anche in questo senso, Sì. qui davanti alle telecamere. Sì. Però insomma è difficile, insomma, perché si parla sempre magari di calcio, di basket o comunque di altri sport, e la pallamano è uno sport, insomma, poco conosciuto e poco valorizzato. Beh, allora, noi facciamo il possibile per fare sì che venga effettivamente valorizzato. Irene, mi piace la vostra felpa perché ha un'immagine stilizzata, anche simpatica, che rende bene l'idea dell'orgoglio che avete probabilmente di giocare a pallamano, no? Ce la puoi spiegare? Rappresenta l'evoluzione, no? Dall'uomo primordiale alla pallamano, comunque un'immagine già utilizzata in altri contesti, e quello fa un po' parte anche di fare uno sport di nicchia, no? Quello di sentire più l'attaccamento magari a quella che è la propria società, il proprio gruppo. No? I tifosi che vi seguono ci sono? Sì, ci sono quest'anno gruppi? soprattutto sono numerosi, gli spalti sono pieni. Quindi... Anche perché ricordiamo che voi giocate alla palla CUS, Esatto. è vero? Quindi sempre il vostro impianto principale di Via delle Scienze a Udine. CUS è anche un ambiente sempre frizzante, no? Immagino che ci sia scambio di tifo tra voi e altre discipline, oppure no? Ognuno per la propria strada. Sì, a seguirci ci sono tanti ragazzi che hanno giocato nelle maschili anche negli anni precedenti, che si sono sciolte. Ultimamente vengono i ragazzi dell'Under 14 e dell'Under 12, i ragazzi e le ragazze che si stanno allenando al CUS anche loro, così come le squadre di Campoformido, dove c'è anche lì una realtà di pallamano. Adesso entriamo nell'area gossip della trasmissione, tra maschi, pallamanisti e ragazze, c'è qualche scambio, interazione? No, sono le domande che ci interessano. No, anche perché la squadra dell'anno scorso, no, di 2 Se anni non fa. c'è qualcosa a livello di giovanili. Sì, no, infatti, no, sono troppo piccoli, ecco. Sì. O troppo grandi. O troppo grandi, ecco. Insomma, cascate male in questa... Esatto. Allora, facciamo così. Attraverso le telecamere di FVG Sport Channel adesso dobbiamo insistere in modo tale che la gran parte delle persone che vorrebbero giocare a pallamano vadano al CUS Udine o anche nelle altre varie realtà di pallamano in regione, per far sì che insomma, questo sport abbia la giusta valorizzazione, ma soprattutto per avere insomma, questo scambio di amicizia con le ragazze della pallamano, perché siete in cerca di... Siete fidanzate tutte e due? Sì. Delle due? Tutte e due? Sì. Allora ho capito perché non cercate a tu. Va bene, chiudiamo qui l'argomento. Prima di entrare in trasmissione vi ho chiesto di pensare a qualche aneddoto particolare dentro lo spogliatoio, qualcosa che si possa raccontare in televisione. Chi è il leader dello spogliatoio del CUS? Se ce n'è uno. Quella che trascina le compagne. Un po' dobbiamo dire che ci manca il nostro capitano, che adesso è via in vacanza studio, che era un elemento importante. Sì. Quindi in assenza del capitano? Che magari salutiamo se si segue attraverso la web TV di FVG Sport Channel. Speriamo. No, speriamo, facciamo in modo che ci veda in TV, per cui non vi preoccupate. In assenza del capitano, chi è che trascina il gruppo? In campo ma anche fuori? Beh, il ruolo di capitano adesso l'ha presa Giulia Tonutti. E vice capitano è Valentina Bearzi. Insomma, quindi ci sono loro, insomma, per ora. Quindi sono loro le veterane, sì. Anche da un punto di vista anagrafico probabilmente. Insomma, Giulia. Ciao Vale, è sempre bello parlare sarà contenta di essere ricordata come veterana. L'allenatore nuovo invece come vi siete trovati con lui? Bene, comunque è un allenatore giovane, per cui anche come rapporto personale insomma è un cambiamento, il modo di rapportarsi è diverso, però ci sono molti lati positivi. Esatto. Rispetto al professor Beazzi che allenava negli anni passati, il cambio è importante, cioè è rilevante, oppure le tematiche di lavoro sono sempre quelle? Beh, è molto diverso il modo in cui ci si allena, insomma. E Stefano riesce a darci una tranquillità mentale che secondo me, insomma, come squadra noi siamo una squadra che ci facciamo tanto prendere dall'ansia e, insomma, per la partita, e quindi riesce, insomma, a trasmettere la giusta calma. Molto bene, ci fermiamo un attimo per la pausa pubblicitaria, poi torniamo subito dopo con Irene e Lara, perché ho ancora un po' di curiosità relative alla pallamano del CUS Udine. Fermi lì, ci vediamo tra un attimo.
Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali da Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati con il suo centro nevralgico a Udine offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi. Esci dagli standard della comunicazione. Fai vedere il tuo evento al mondo. Con noi puoi. FVG Sport Channel e Videostyle mettono a disposizione il proprio know-how e i propri mezzi per effettuare delle dirette streaming sicure, perfette e qualitative. Canali web dedicati e completamente personalizzabili con garanzia di migliaia di contatti in contemporanea. Tecnologia streaming innovativa. Riprese con una telecamera o regia mobile sino a 5 telecamere ed invio di filmati, grafiche, foto. Affidati a dei professionisti. Cureremo il tuo evento in diretta, chiavi in mano. Per informazioni 339 14 40 819 o 329 24 85 476. Con noi puoi. Mega Intersport è il più grande negozio di articoli sportivi della regione per rispondere con efficacia e competenza alle esigenze dello sportivo moderno, offrendo la garanzia del miglior assortimento sempre aggiornato, completo e competitivo per qualità e prezzo. La scelta più completa di articoli ed attrezzature sportive nelle grandi marche a garanzia di performance eccellenti e qualità la trovi solo da Mega Intersport, dove personale esperto e qualificato saprà consigliarti per i tuoi acquisti. Anche enti e società sportive hanno trovato in Mega Intersport esperienza e professionalità per ottenere consulenze e assistenza relative a forniture di attrezzature sportive. Seconda parte di Sport Life, stiamo parlando di pallamano femminile con le atlete, le ragazze del CUS Udine di pallamano, in Serie B regionale e interregionale. C'è questo girone, Veneto Friuli Venezia Giulia, Irene Baldan e Lara Bassi, trasferte insomma, in Veneto. Qual è la squadra più forte a parte voi del campionato, del girone? Quest'anno ancora è da decidersi perché comunque non sono state giocate così tante partite. L'anno scorso comunque la favorita era Mestrino, che è ancora in Serie B, però probabilmente giocando con un Under 18, per cui sarà tutto da discutersi questo Mestrino campionato. Che mi pare abbia una squadra B perché la squadra A esatto, ha già la Serie A, quindi insomma è una realtà importante. Il vostro obiettivo quest'anno è quello di, come squadra intendo, poi vi chiedo quello personale. Puntiamo a vincere il campionato. Perfetto, quindi a maggior ragione serve uno sponsor che vi dia la possibilità di sostegno. Rispetto alla Serie A di qualche anno fa, che avete giocato voi 2 o 3 anni fa in Serie A2 oppure no? No, io ero via quell'anno. No, neanch'io. Vi manca l'esperienza. Quindi non avete un termine di paragone per capire se il campionato sia tanto più difficile. Ok, lasciamo stare la domanda allora, perché la domanda successiva è delle squadre che avete affrontato fino adesso, che avete battuto, perché vi ricordo che avete giocato con Oderzo, poi avete giocato con il Conegliano e con il Malo. Qual è quella che vi ha convinto di più probabilmente? La partita più bella che avete giocato di queste 3? Beh, l'Oderzo è la partita che sentiamo di più il derby vero con loro. Sì, è il derby assolutamente, proprio. anche perché ce la giochiamo sempre alla pari anche gli anni scorsi, per cui c'è sempre un po' di tensione in più. Tra l'altro a forza di giocarsi assieme un po' ci si conosce, no? E quindi forse è la partita più difficile. Sono tanti gli scontri perché chiaro, poche squadre, quindi si gioca spesso. Esatto. Così. Il girone prevede, il campionato prevede andata e ritorno, poi la prima sale in A2. Obiettivo personale invece, partiamo da te Lara, quest'anno? Ci rivediamo qui a maggio, anche perché è tornante, per cui ci ritroviamo qui a fine maggio e sarai contenta se?
Sarei contenta se riuscissi a migliorare sicuramente, cioè quello tecnicamente parlo, e di riuscire ad avere insomma un posto in campo. Insomma. In questo momento il tuo ruolo è di? Alla sinistra. Giochi alla sinistra. Stessa domanda per Irene. Obiettivo personale è un po' un obiettivo anche di gruppo, nel senso che essendoci anche dei nuovi giocatori, penso che anche per me sarebbe importante riuscire a avere un buon gioco di squadra, nel senso di riuscire a trovarsi bene in campo e capirsi senza tensione. Giochi ala anche tu, no? Gioco centrale. Centrale tu giochi. Sì. Le differenze tra un ruolo e l'altro sono rilevanti? Sì. C'è proprio un modo di giocare diverso tra voi due, no? Sì. Perché ti ha messo a giocare centrale? Hai scelto tu oppure? Sì, un po', qua adesso, non so, erano forse anche delle esigenze, nel senso che mancava qualcuno in quel ruolo. Sì. Lara, vale la stessa cosa anche per te? No, di solito, cioè, quando si inizia, di solito è il primo posto che si assegna, perché è più o meno quello, non dico facile, insomma, sì, però per imparare il tiro e la tecnica, insomma, è il primo posto Lara. in cui si mette. Sì. Adesso ho capito perché dici a fine anno voglio aver... Voglio migliorare. Perché vuoi spostarti centrale e rubare il posto e No, ma ha le potenzialità, per cui è un po' la tema. Quindi tu temi questa cosa. Molto bene. Parlando della prossima partita, andrete a giocare a Vigasio, quindi vicino a Verona, mi sembra sia Sì. Vigasio, vero? Sì. Che tipo di partita dobbiamo aspettarci? È una partita che ci porta molta tensione, perché l'anno scorso la partita di andata praticamente non è stata giocata perché l'abbiamo vinta a tavolino, quindi già questo al ritorno ha portato molta tensione, soprattutto da parte delle avversarie, e quindi rimane un po' la nostra voglia di riscatto dall'anno scorso. Sì, vinta a tavolino nel senso che non si sono presentati Esatto. loro? Sì, si sono presentati, poi ci sono stati alcuni problemi tecnici. Ok, per sì, cui- adesso mi ricordo. Da qui a Natale poi giocherete altre 2-3 partite, più o meno, no, 2 partite, compresa la prossima. Saranno entrambe partite difficili oppure secondo voi arrivate a Natale imbattute? Perché qui vogliamo i pronostici, noi mica... No, forse sono tutte e due partite Sì, abbastanza... che poi giocate contro il Barracuda e poi a Dossobuono. Sì, Dossobuono e... Barracuda solitamente non è una partita insidiosa, Dossobuono comunque da discutere. Esatto, sì. Perfetto, adesso a voi la telecamera, perché chiaramente abbiamo parlato prima di assenza di sponsor per il CUS Udine. Bisogna fare in modo che qualcuno che magari può darvi una sponsorizzazione sia diciamo, attirato da questa possibilità mediatica di far conoscere il buon nome del CUS Udine Pallamano in giro per il mondo. A voi telecamere dovete avere un messaggio per attirare qualche sponsor importante. Chi ci prova? I nostri sponsor, voglio dire, gli spalti sono pieni, noi siamo sempre fuori a bere, quindi possibilità di avere un buon riscontro di pubblico ci sono, per cui... Voi siete sempre fuori a bere, quindi potenziali ristoratori oppure gestori di bar. Ecco, Esatto. Sì. la CUS Udine potrebbe fare per voi. Assolutamente. Adesso però abbiamo iniziato qualche tempo fa un giochetto con tutti i miei ospiti di questa trasmissione. Parlando del turno successivo chiedo sempre il pronostico ma anche il risultato preciso. Perché? Perché poi insomma bisogna scherzarci un po' su durante la settimana e avere la possibilità di andare a bere poi una birra, proprio con chi vince o con chi perde le scommesse. Dovete darmi il risultato preciso della partita contro il Vigasio. 24-27 per noi. Esatto, 24-27, sono d'accordo. ok? Sono Quindi d'accordo. vincete comunque di 3 Sì, con tanti gol. con tanti gol e sì. 24-27 per il CUS contro il Vigasio. Abbiamo registrato il pronostico. Il Sarapenso, portiere del Tavagnacco, aveva pronosticato e tra l'altro anche azzeccato il pronostico del 5-0 del Tavagnacco contro Firenze 3 settimane fa. Quindi speriamo porti bene questo pronostico. Settimana scorsa Patrizia De Gianni del Serudine ha completamente cannato il pronostico perché aveva trovato un gol ha perso di 3. Voi potreste essere la della bilancia, per questo tipo di situazione. Allora siamo quasi in chiusura, per cui prima della clip conclusiva con tutti gli appuntamenti del fine settimana di basket, volley e calcio femminile e anche di pallamano femminile qui in Friuli Venezia Giulia, mi è rimasto il tempo. Anzi no, ho ancora una curiosità perché è legata a Valentina Beazzi, perché abbiamo detto è vice capitana della CUS Udine, ma gioca ancora?
Gioca, è uno dei nostri Gioca punti ed è forti. esatto. Quindi Esatto. tiene botta ancora, Vale, complimenti. Anche perché insomma la tua età è insomma, un risultato davvero, davvero importante, complimenti Valentina. È più un esempio in campo o un esempio fuori, Valentina Beazzi? Entrambi. Entrambi? Me, sì. Sei convinta di questo? Sì. Convintissima, bene. Allora, mi fa molto piacere, salutiamo ovviamente Valentina, tutta Casa Beazzi, che si parla di pallamano praticamente ogni ora del giorno. Ragazzi, è stato un piacere avervi qua, vi faccio un grosso Grazie a lei. in bocca al lupo per la partita col Vigasio, ma in generale per tutto il campionato, e ci rivediamo tra qualche settimana. Dimenticavo, cosa fate voi domenica? Producete il calendario. il calendario, ok. Allora, posso chiedere? È tutto nelle mani di Valentina Beazzi. Esatto, esattamente, proprio così. Oh, signore, non so se essere contento oppure no di questa cosa. Comunque, fra qualche settimana mi promettete che ritornate con il calendario, perché dobbiamo promuovere anche questa vostra nuova iniziativa. Molto bene, sono molto contento di ciò. Ringrazio anche il vostro dirigente che vi ha portato qui in studio assieme a noi. In bocca al lupo, ragazzi, ci vediamo tra qualche settimana. E un saluto anche a voi che ci seguite. Vi lascio con la clip con tutti gli impegni del fine settimana. Noi ci vediamo ovviamente nel prossimo weekend. Ciao a tutti.